Non ha confini né comunali né politici e gode di pessima salute. È l'aria che respiriamo in Veneto e che è al centro di una serie di iniziative per cercare di migliorarne la qualità. Gli assessori all'ambiente dei comuni capoluogo del Veneto stanno lavorando per arrivare ad elaborare un protocollo aria che a partire dal prossimo autunno uniformi le ordinanze anti-smog su un territorio sempre più ampio. Ci troviamo appunto ad avere dei comuni limitrofi che adottano provvedimenti diversi, questo crea un grosso disagio ai cittadini che spostandosi da un comune all'altro ovviamente si trovano ad avere provvedimenti diversi e conseguentemente anche sanzioni diverse. La volontà di costruire assieme le misure per il prossimo anno in modo da dare uno strumento unico ai cittadini che si devono misurare poi con le limitazioni per poter avere un quadro chiaro su come fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico. Un protocollo anti-smog che gli assessori stanno elaborando affinché dai comuni capoluogo possa estendersi ad un territorio sempre più vasto. Il fatto che non ci sia un confine sulle deroghe ma siano tutti uguali è chiaramente positivo, poi ancora di più se riusciamo a coinvolgere anche i comuni più piccoli per far sì che ci sia la massima uniformità, proprio perché effettivamente se sono tutti i comuni abbiamo un risultato sicuramente migliore. Altro aspetto messo in cantiere nell'incontro di Treviso, quello di coinvolgere le attività commerciali nelle buone pratiche anti-smog. Troppo spesso d'inverno si vedono negozi con le porte aperte di riscaldamento in funzione al massimo, di qui la proposta di un concorso di idee per indicare i negozi virtuosi. Pensiamo di fare una specie di marchio di sostenibilità ambientale per coinvolgere gli esercizi commerciali per tenere le porte chiuse e quindi entrare su una diciamo speciale classifica di best practice di sostenibilità ambientale degli esercizi commerciali.